6 Guizzo dei Venti, seconda linea 7 Glamour Call, 8 Green dei Greppi, 9 Gabrielle Kugriff, 10 Gerda di Meletro, 11 George del Sile. Corsa senza voi era proprio il favorito, Guizzo dei Veltri e Gerda di Meletro comunque seguiti. Macchina che accelera, l'errore di Gaia AS. Numero 3 Gaia S squalificato. Così in vantaggio si porta Jostar Deirum, che cerca di contenere l'attacco di Jove Forest, che insiste. Jove Forest va sul leader Jostar Deirum, che però intende evidentemente correre al comando, è seguito in corda da Glamour Call, insiste ancora. Jove Forest si avvantaggia ma rientra bene all'avversario Jostar Deirum e dopo 400 metri in 31,1 conduce con all'esterno sempre Jove Forest, che insiste nella sua offensiva. Tanto rimane a contatto anche Glamour Call, mentre sposta all'esterno Gisli di Meletro, in anticipo su Gerda di Meletro. E siamo ora al passaggio davanti alle tribune con Jostar e Jove sempre alle prese. Una seconda pariglia è formata da Glamour Call e Gisli di Meletro. In corsia esterna ora sposta anche Gerda di Meletro, gli altri leggermente più discosti. Se ne vanno intanto i primi 800 in 1, 2-1 con Jostar Deirum che controlla la situazione. All'esterno comunque insiste Jove Forest, che attacca dopo 1 chilometro in 1:18,6. Accenna alla terza ruota anche Gisli di Meletro. Paletto dei 400 finali con Jostar Deirum che accelera. Rimane comunque sempre lì a contatto Jove Forest, a questo punto scatta in terza ruota con decisione Gisli di Meletro, è seguito da Gerda di Meletro. Gisli e Gerda vanno su Jostar Deirum che entra ancora in vantaggio addirittura d'arrivo. Jostar Deirum che è seguito da Glamour Call lungo la corda. Jostar Deirum contro Glamour Call che attacca all'interno sul palo, e ancora probabilmente Jostar Deirum che controlla di precisione Glamour Call, mentre per il terzo dovrebbe essere Gisli di Meletro a salvarsi da Gerda di Meletro. Tutto da rivedere naturalmente perché l'arrivo è abbastanza stretto, ma l'impressione è che abbia salvato qualcosa sul traguardo ancora il numero 1 Jostar Deirum. Davide Cangiano in sediolo per conto di Edoardo Baccalini della scuderia Starlight di Di Ruscio. No. Ecco, ci fanno vedere in questo momento il fermo immagine con il numero 1 che confermiamo al primo posto davanti al numero 7 Glamour Call, mentre per il terzo è il numero 4 Gisli di Meletro che controlla Gerda di Meletro.